signor Sindaco, assessori, grazie per l'invito e sono onorato di essere in questa riunione che io devo dire veramente importante. Mi ha fatto molto piacere vedere che da entrambi i lati si sia aperto il dialogo su un tema che ritengo a dir poco fondamentale. Ma guardate, fondamentale il piano sociosanitario 2010-2012 tante volte parte con una proiezione di 3 anni, ma dopo si protrae per 4 o per 5 o comunque lascia una traccia che è indelebile, perché tanto si dice ma era così prima e quindi continua. Quindi il dibattito che voi qui questa sera avete molto democraticamente instaurato, portato avanti, devo dire, da ambo i lati, complimenti, mi lusinga sicuramente e mi fa ben sperare per i risultati che verranno. Devo dire, io il piano l'ho, si può dire, studiato attentamente e le perplessità erano venute subito alla luce. C'era perplessità anche tra i direttori generali, poi sapete, i direttori generali non sono stati investiti di nessun tipo di discussione sul piano sociosanitario e tantomeno hanno partecipato, sia chiaro, alla loro stesura, alla stesura del piano sociosanitario. I primi riflessi li abbiamo avuti sul piano aziendale 2010. Per quanto riguarda tutto mi si può dire, però di certo, chiedo scusa se giro le spalle, sono un po' imbarazzato a girare le spalle proprio all'assessore della sanità. Sì, quindi i primi riflessi del piano sociosanitario 2010-2012 li abbiamo avuti nel piano aziendale 2010, che è stato discusso nella conferenza con i sindaci il 22 dicembre e successivamente approvato il 31 dicembre con la delibera 452 dell'azienda sanitaria. È innegabile, come ha detto l'assessore Galizia, è innegabile che noi, va benissimo tutto sulle linee sanitarie che abbiamo portato avanti in continuità con gli anni precedenti, però dal punto di vista degli investimenti c'è poco da dire. Abbiamo avuto lo stop che è innegabile. Se la Giunta si era già espressa, la Giunta regionale si era già espressa con quel piano che tracciava il futuro per i prossimi 3 anni, diciamo, era chiaro che un ragionamento andava fatto. E allora torno al mio punto di partenza dove dicevo di tutto mi si può accusare, ma non certo di mancanza di lungimiranza o di osare negli investimenti e di cercare di spingere la macchina. Ecco, io come sempre se mi danno 100 lire, scusate, io ne uso 100, li uso tutti i soldi, quelli che mi danno li metto a frutto, come si suol dire. Ecco, quindi anche sugli investimenti avevo spinto la macchina oltre le 100 lire perché avevo chiesto l'autorizzazione a portare avanti delle progettazioni, proprio perché sapete con i lavori pubblici, l'assessore sa, c'è tutta una fase di programmazione col piano triennale, di approvazione del piano annuale e successivamente gara per le progettazioni, prima di avere un progetto passa un anno. Allora io non li spendo, ma se li spendo metto di quelli aziendali, perché fortunatamente l'Alto Friuli soldi li ha sempre avuti, perché, come ricordava il vice sindaco, è un'azienda virtuosa e quindi un altro punto sul quale dibattere è ma se l'utile, questo è stato da sempre un mio cavallo di battaglia, se l'utile viene prodotto qui, trovo un po' iniquo che dopo venga ripartito sugli altri. Quindi io chiedevo di usare le nostre risorse. Allora, sul piano 2010 abbiamo avuto dal punto di vista degli investimenti un pit stop, ci siamo fermati nella corsa, diciamo, siamo fermi ai box, non ci hanno bocciato niente, però siamo fermi in attesa che venga definito
lo scenario è più ampio. E allora sono veramente contento di aver sentito da ambo i lati le parole di questa sera. Faccio due citazioni. Uno, non è uno slogan, è importante che sia così. La sanità è venuto da queste, non è di destra, non è di sinistra, dobbiamo dibattere per trovare il giusto punto di equilibrio che serva per noi. E allora l'altra affermazione della Galizia, qual è l'altro punto fondante? Che dobbiamo renderci conto che fra pochi mesi non esisterà più l'azienda 4, hanno detto a San Daniele, non esisterà più l'azienda 3. E allora giusto il punto di domanda che viene posto qui. E allora che cosa esisterà? Perché tutto si può dire, ma il piano 2010-2012, guardate che traccia bene la strada dal punto di vista soprattutto della presa in carico delle persone svantaggiate, dove dedica un capitolo, il capitolo 2, da pagina 20 a pagina 28 in modo molto puntuale e dettagliato. E se dopo con i regolamenti vari viene declinato bene, abbiamo una buona base di partenza. Sulla rete ospedaliera fa un lancio che diventa difficoltoso da capire, perché come diceva l'assessore Molinaro, sottende a un qualche cosa che non è ancora esplicitato. Allora bisogna portare alla luce questo pezzo che manca, perché è chiaro, no? L'avete capito tutti, manca un pezzo che è l'asse portante, cioè dobbiamo dire, perché abbiamo definito le funzioni degli ospedali, una in più, una in meno, spoke, d'accordo, ma non abbiamo detto gli ospedali dove stanno, non abbiamo detto le aziende sanitarie dove stanno, quante sono, a chi rispondono. Questo è il pezzo che manca in quel piano. Detto questo, sulla parte della prevenzione e sul trasfusionale, sugli altri piani della riabilitazione, valgono le norme già in vigore, dico io. Quindi su quei pezzi là io non andrei più di tanto preoccupare, mi preoccuperei su quella che è la trama portante del piano, cioè quante aziende sanitarie, come adesso, 6, 4, 3, non vorrei tirare i numeri dell'otto, ecco. Quindi quello è un punto da decidere e conseguentemente capire e sperare, a mio avviso, di non spaccare la domanda dall'offerta. Se noi stacchiamo gli ospedali dal territorio, vuol dire che stacchiamo la domanda espressa dalla gente dall'offerta che è espressa dagli ospedali. È un bel problema, perché la virtuosità di questa azienda, io anche domani sono a un corso con la Bocconi e ho invitato il professor Zavattaro a venire a studiare il nostro modello, perché è da sempre virtuoso. E quali sono i parametri? Che non è molto grande l'azienda sanitaria, quindi si gira presto, e poi ha il sociale e il sanitario assieme e gli ospedali al suo interno. Quindi il direttore sanitario, il dottor Peppino Colle, è molto abile a crearmi questo equilibrio insieme con il dottor Casini, che è il coordinatore sociosanitario. Questa triangolazione fa sì che l'azienda sanitaria chiuda inutile ogni anno, riusciamo a bilanciare le aziende. Questa è la ricetta della nostra sanità. Allora, perché buttare via il bambino con l'acqua sporca? No, se l'acqua sporca è rappresentata da troppo numero di aziende, va bene, 6, facciamone 4, facciamone 3, una mi preoccuperei. Però salviamo il bambino, cioè salviamo i pezzi buoni che abbiamo della nostra sanità.